Seconda edizione del Festival del Dolce Tipico Siciliano, promotrice dell'evento l'Associazione Culturale Semo Siciliani. Qui con noi Giovanni Battista Pollina. Tanto impegno per tenere viva la tradizione enogastronomica siciliana. Beh, l'impegno c'è sempre, anche la passione per il territorio ci mancherebbe. Fare parte di questa nuova associazione, questo Semo Siciliani, mi dà ancora più orgoglio perché di anno in anno è giusto coinvolgere più persone possibili affinché si faccia poi questi eventi di produzione, di folklore siciliano, di artigianato locale. È giusto che sia così. Siamo siciliani anche per questo. Questo evento organizzato da Giovanni Pollina dà luce ai prodotti tipici siciliani. Essendo io siciliana, amante proprio delle mie tradizioni, ho pensato bene di scrivere questo ricettario in modo che tutti, siciliane e nonne, possano vederlo, consultarlo, perché ci sono delle tipiche antiche ricette siciliane. Se non fosse per le aziende che credono in questi prodotti, a volte si rischia di perdere queste tradizioni. Sappiamo bene che la Sicilia è fondamentale nel campo della pasticceria e grazie alle aziende, grazie anche a chi organizza questi eventi, spingiamo un po' la nostra terra e portiamo avanti sia i prodotti che noi produciamo, sia i dolci che magari sono inventati dai pasticceri di tutta la Sicilia. Il concorso, che vede in gara 20 partecipanti, è suddiviso in categorie. Quali sono queste categorie? Una categoria che avrà i dolci del territorio, quindi non saranno rivisitati, ma sarà la cassata DOC, quindi con la sua ricotta di pecora, il suo zucchero fondente, la sua frutta martorana e pasta di zucchero. Poi abbiamo la categoria cake design, quindi tutte sculture in pasta di zucchero, e dei dolci di pasticceria moderna rivisitata, dove utilizzeranno i nostri prodotti del territorio, quindi dagli agrumi alla frutta secca. L'anno scorso partecipante, quest'anno giuria. Sì, l'anno scorso sì, partecipante, quest'anno in giuria, manifestazione molto bella. Devo ringraziare in primis Giovanni Pollina che organizza questi eventi che sono molto belli. Dovremmo prendere un po' tutti gli esempi da Giovanni, quello che fa, portare questi dolci a casa a tutti, insomma, che è molto bello. Dolci tipici, ma soprattutto con prodotti tipici. Sì, dolci tipici con prodotti tipici, hai detto giusto, quello che si sta un po' abbandonando, si sta portando la tradizione, Giovanni ci è riuscito a portare la tradizione che è molto bella, oggi c'è solo l'innovazione, però ci stiamo dimenticando un po' delle nostre vecchie tradizioni che sono molto molto belle.